Sì, bentornati alla Cittadella, io sono Matt Kerus, con me ci sono Francesco Borgonovo e Massimo Salvati. E dunque, non siamo più sicuri a casa nostra? Dobbiamo dircelo chiaramente, camminare nelle nostre città oggi somiglia di più a un esercizio di sopravvivenza piuttosto che a una passeggiata. E questa non è una questione di essere pessimisti, è una questione di aprire gli occhi sulla realtà delle nostre strade. Negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, sembra proprio che stiano aumentando i casi di crimini e reati legati soprattutto all'immigrazione. Ogni giorno si sentono sui giornali, in TV, racconti di episodi anche molto, molto, molto brutali. Viene da pensare, ad esempio, al caso di Aurora Livoli, una ragazza giovanissima che è stata ritrovata nel cortile senza vita a causa di un immigrato irregolare di origine peruviana, peraltro titolare di 2 decreti di espulsione. Non doveva neanche essere presente sul suolo italiano, eppure era lì a commettere crimini. Oppure abbiamo il caso, ad esempio, del ragazzo che è rimasto invalido dopo essere stato aggredito da 5 figli di immigrati. Per non parlare poi del giovane capotreno di 34 anni che ha ricevuto un fendente da un immigrato croato, che senza pietà ha deciso di togliergli la vita vicino alla stazione di Bologna, dietro al parcheggio. O ancora abbiamo l'episodio del funzionario del ministero, accaduto a Roma pochi giorni fa, è ridotto in fin di vita, è entrato in coma, massacrato questa volta da una banda di immigrati. E tra l'altro dopo un'ora, in seguito a questa aggressione, viene aggredito anche un rider. Insomma, c'è un filo rosso che lega, no, tutti questi episodi e non possiamo più permetterci di ignorarlo sotto il tappeto del politicamente corretto. Dunque, per ritornare alla domanda iniziale, non siamo più sicuri a casa nostra? Allora Francesco, che cosa ne pensi tu di questa emergenza sicurezza? Ma io penso che le sicurezze in emergenza da 20 anni, che tutti si affannano a dire che c'è un problema. Qua il problema è alla radice, cari miei, cioè il problema è che bisogna, secondo me, intanto agire sui criminali italiani, fare in modo che ci sia presenza di agenti nelle strade, perché non è vero che abbiamo pochi agenti, abbiamo agenti addirittura il numero superiore alla media europea. E poi abbiano pochi fondi per certe cose, questo è vero, però bisogna anche che scendano in strada e vadano a presidiare la città. E quindi anche solo a livello di deterrenza credo che sia utile. Però poi ci sono dei meccanismi sociali che vanno avanti da troppi anni e cui non si può fare finta di non vederli. E mi riferisco ovviamente alla questione migratoria. Io credo che abbiamo dei grossi problemi con degli stranieri che sono qui, sono di seconda generazione e quindi hanno la cittadinanza italiana, molto spesso sono comunque in procinto di prenderla, che i vari Maranza col coltello che sono un'emergenza, come dire, mh, ehm, evitabilissima sarebbero stati, bastavano far entrare tutti questi stranieri. Abbiamo un enorme problema di clandestini che non riusciamo a espellere o comunque come svuotare il mare con un cucchiaio. Io credo che le cose da fare sarebbero sì certo più presenza di polizia, ma anche in qualche modo, come dire, un blocco dell'immigrazione, non c'è niente da fare. Ma quindi Francesco ti andrebbe bene che ci fosse gli agenti dell'AIS qui in Italia? No, guarda, a me non andrebbe bene, ti spiego anche perché della gente che si rapporta in quel modo a me non piacerebbe, uno che io capisco l'esasperazione, capisco che l'AIS sta facendo un lavoro e c'è di continuo gente che la ostacola, sta facendo un lavoro che è necessario, però lo fa molto sommariamente, lo fa con una carica come dire, una carica politica che non dovrebbe avere, dovrebbe agire in modo diverso, lo fa con una durezza eccessiva, ma questo accade perché veniamo da decenni in cui ci è stato detto che l'immigrazione era fondamentale, che bisognava accogliere tutti, che bisognava aprire le frontiere, e quando tu tiri troppo da una parte, poi quello che succede è che c'è, come dicono gli americani, un backlash, no? C'è un colpo di frusta. E allora io vorrei porre un tema, perché io sento in queste ore l'opposizione, le sinistre dire
ma c'è un'emergenza sicurezza, il governo di destra non è riuscito a risolverla, non fa le espulsioni. Può anche essere vero, però metto lì due temi. Uno, quando Salvini chiuse le frontiere, tutti a gridare, fu addirittura processato. Secondo, ci avete detto che dovevano entrare tutti, no? Doveva entrare chiunque. Allora io dico, adesso avete ciò che avete provocato, che tutti questi anni di governo lassista, di apertura, di ingressi, di accoglienza, di Europa che metteva i bastoni fra le ruote, che voleva fermare l'immigrazione, portano i loro frutti, no? Io credo però che un po' di ice ci vorrebbe. Voglio sapere anche cosa ne pensa Massimo su Ma questo. io penso che, a parte la cosa delle forze dell'ordine, no? Perché oggi parliamo sempre di più forze dell'ordine, più forze dell'ordine, più forze dell'ordine. Però secondo me un altro grande problema che abbiamo è l'efficienza delle forze dell'ordine e l'efficienza in tutti gli altri settori, perché noi fin quando continuiamo ad avere un tasso di raccomandazioni così elevato come quello che abbiamo in Italia, poi inevitabilmente abbiamo anche tutta una serie di inefficienze. Quindi anziché investire, risolviamo il problema alla radice. Eliminiamo le raccomandazioni e facciamo entrare in polizia la gente per merito No, e però Massimo, blocchiamo questi sbarchi. Però Massimo, permettimi di dire che, cioè, secondo me questo è un problema abbastanza circoscritto, se No, c'è. è un problema enorme. Penso invece. che il problema più grande sia invece quanto diamo la possibilità agli agenti di agire, no? Quanto hanno le mani legate. Io credo che questo sia Sì, il vero problema. quello sicuramente influisce, perché ovvio che se tu agisci, guarda il caso Rami, non fai niente di fatto perché insomma ricostruendo la scena hanno visto che non è stato colpito Rami né niente, comunque ha dovuto subire un processo, ha dovuto subire tutta quanta la gogna mediatica, ovvio che quello causa dei problemi e sicuramente bisogna lavorare affinché questo si risolva, però anche garantendo più efficienza all'interno dell'operato delle forze dell'ordine sicuramente potrebbe essere un tema. E la cosa principale è risolvere il problema alla radice. Se noi sappiamo che tutta una fetta di clandestini commette tutta una serie di problemi, ovviamente dobbiamo cercare di risolvere questo problema. Come? Bloccando gli ingressi irregolari. Poi, e su questo quale io sia penso la che metodologia? penso che peraltro su questo Iaria abbia una posizione ben diversa, corretto? Cosa ne pensa lei al riguardo? Ma guardi, continuo a dire questa generalizzazione, le sinistre fanno. Io faccio parte del Movimento 5 Stelle, parlo della storia delle nostre amministrazioni. Noi abbiamo avuto sempre un approccio pragmatico alla sicurezza. L'abbiamo avuto a Torino, approvando un protocollo integrato di sicurezza, l'abbiamo avuto sempre a Torino, risolvendo le problematiche che erano rimaste lì da anni, che né i governi regionali di destra né i governi di sinistra della città erano risolto, tipo un campo rom abusivo che bruciava, diciamo, rifiuti tossici per anni. Abbiamo sgombrato, non da soli, però abbiamo messo la faccia e abbiamo sgombrato. L'occupazione del MOE, l'occupazione di immigrati clandestini più grande d'Europa, 3.000 persone ammassate nell'ex palazzine olimpiche, l'abbiamo sgombrata, abbiamo avuto soldi dello Stato, abbiamo fatto collaborazioni con la Regione, abbiamo fatto un protocollo integrato, cosa che adesso è una proposta di legge della mia collega ex sindaca Appendino. Questo è l'approccio giusto alla sicurezza. Voi parlate che le forze dell'ordine sono poche, mal pagate, sì, oppure sono tante ma non riescono a fare il proprio lavoro. Il problema è che in Italia possiamo dircelo che non va in galera nessuno, vanno solo i poveracci, perché anni di legge che hanno bloccato il discorso delle galere. Aggiungo solo questo, io sono per aumentare i posti in carcere. Io sono per aumentare i posti in carcere in maniera ma li mettono fuori. Mi scusi, li mettono fuori. Cioè noi abbiamo, mi scusi, uno che ha violentato, fermi un attimo, abbiamo uno che ha violentato una bambina in un centro di accoglienza e un giudice gli ha dato 5 anni, meno della richiesta del PM con le attenuanti generiche. Abbiamo uno che è andato a uccidere a Milano una ragazza, è stato tolto da un CPR perché aveva un problema urinario, e questa è la normalità. Cioè, allora diciamolo, però poi io sono d'accordo a mettere in galera. Dall'altra parte abbiamo il carabiniere che però deve pagare 125.000 euro perché è stato condannato per aver difeso il proprio collega. Prego, Iaria. Abbiamo anche uno stupratore che è stato mandato col volo di Stato in Libia e poi arrestato dai libici. Quindi non facciamo la retorica di fare ma non c'entra niente però quel caso. No, quello era un caso di ragione di Stato, ce lo siamo levato dalle balle. Sì, va bene.
Comunque, allora, il concetto fondamentale qual è? Che voi continuate a dire che ci sono reati e persone che vengono condannate poco tanto e ci sostituiamo al lavoro dei giudici, ma chi è che fa le leggi in Italia? Chi ha fatto le leggi che fanno in modo di che moltissime pene siano derubricate e non possono andare in gara? Faccio un esempio, quello dell'aumento degli scippi e dei borseggi. Lo sa che per poter arrestare una persona che ha fatto uno scippo o lo becchi in fragranza oppure devi aspettare che la persona che ha avuto lo scippo faccia la denuncia, non possono perseguirlo se hanno visto le immagini, devono aspettare la denuncia di parte, quindi la querela di parte. Quindi questo è il governo di destra che non ha mai approvato un emendamento di una mia collega che si chiama Marianna Ricciardi, che ha detto semplicemente facciamo che questo reato sia perseguibile d'ufficio. E poi continuiamo a dirci che ci sono problematiche nella giustizia, sì, ci possono essere problematiche nella giustizia, però permettetemi, il problema della giustizia si risolve senza cercare di fare il caso singolo, senza fare la retorica della colpa dell'immigrazione o meno. Questo governo doveva bloccare gli immigrati, ma nessuno riesce a bloccare gli immigrati. Lo sa perché? Perché gli immigrati arrivano in Italia perché il porto è lo spazio più facile su cui arrivare. Quindi torniamo a quello che dicevamo col Conte 1, poniamo di nuovo il problema a livello europeo in maniera seria, redistribuzione delle persone che arrivano in Italia che dobbiamo salvare, Guardi, sarei anche d'accordo. Lei questo è lo il sa Movimento che io 5 Stelle, non è sinistra, non è destra, è il Movimento 5 questo Stelle lo che ha so fatto un governo benissimo, con la tanto Lega. che quando siete stati al governo, e c'era Salvini ministro, gli sbarchi erano praticamente a zero. Però c'è un punto. Uno può dire facciamo con l'Europa, io posso anche essere d'accordo. Sai qual è il problema? Che l'Europa, persino con la Meloni, che ha dovuto trattare a non finire, barattare di tutto, addivenire a miti consigli su un sacco di robe, alla fine fa dei passi da formichina. Io capisco che sia difficile, capisco che far politica non è una cosa semplice, però lei mi dovrà concedere che il Partito Democratico con cui voi pensate a un campo largo, ha remato in tutt'altra direzione. Io sinceramente vorrei capire se ho i 5 Stelle, quelli che erano al governo con Salvini e che assieme a lui chiudevano i porti, poi insomma hanno anche un po', Conte ha anche un po' negato di averlo fatto, visto che il processo è andato solo Salvini, cioè a me possono anche andare bene, anzi benissimo, se sono quelli che vanno a fare il campo largo con il PD un po' meno, quindi chiedo a lei qual è la vostra posizione? Buttarla sull'Europa mi sembra un modo per sfuggire al tema lei fa delle critiche molto giuste, però gliene faccio una io, cui vorrei una No, io non risposta molto sfuggo il precisa. tema, io cerco soluzioni. Allora, io torno a dire, effettivamente lei dice, il campo largo, questo è un tema che noi dobbiamo chiaramente chiarire. Io sono quelli, lo sa benissimo che io sono, non lo sa benissimo, insomma, non sono così famoso, però non è che io sono quelli tra i più scettici del campo largo, specialmente nella mia città. No, lo so. Allora, quindi il discorso per me, le alleanze politiche sono un po' grillino vecchia maniera, si fanno sulla base di un contratto che tu poi porti a casa. Se non riesci a chiudere questo contratto, cosa che avevamo fatto con la Lega all'inizio, perché io ricordo questo contratto con la Lega ci ha portato a fare il reddito di cittadinanza, che poi la Lega ha rinnegato, ha criticato, eccetera. Però capite cosa vuol dire a me interessa il risultato, quindi sono pragmatico. Il discorso fondamentale è che anche sulla sicurezza bisogna essere pragmatici. Allora, dividiamo i punti. Con l'Europa c'è un problema, si cerca di risolvere il problema con l'Europa. L'Europa ha tantissimi problemi, specialmente negli ultimi 3-4 anni. Stiamo perdendo quel poco che avevamo di capacità di essere un continente politico, geopolitico, non solo un continente che è un'unione di stati. Lo vedete in moltissimi casi, diciamo, dalla produzione industriale, da rapporti con la Cina, con Trump, eccetera. Quindi anche sul discorso immigrazione la politica deve tornare a farsi sentire in Europa. È difficile, facile, ci deve provare. In Italia però il tema fondamentale è che, lo dico anche in maniera proprio brutale, io vorrei per esempio che ci fossero più posti nelle carceri, posti vivibili, non persone ammassate, perché la dignità umana bisogna salvaguardarla sempre, che evitiamo di fare di nuovo tutte queste, diciamo, misure che possono funzionare poco, tipo facciamo l'esempio strade sicure e l'esercito. Poi facevate il paragone con ICE, che veramente è stata una cosa pazzesca
non capisco come non possiamo indignarci anche a livello di governo rispetto a quello che è successo a quella povera attivista americana. Però il concetto fondamentale è strade sicure e esercito. L'esercito agisce soltanto sull'aumento della percezione di sicurezza. Lo vogliamo dire perché l'esercito ha compiti molto limitati per quanto riguarda la possibilità di agire come un carabiniere o un poliziotto o la guardia di finanza. Diciamo già una percezione. Però diamo il valore alle cose. L'esercito la percezione di sicurezza la può diciamo aumentare, che è già qualcosa, perché la percezione di sicurezza rende anche più spaventate le persone, magari le fa uscire di meno, uscire di meno vuol dire anche che non escono nei giardini, poi nelle strade e non occupano il territorio, cosa che è una cosa che funziona molto bene per la sicurezza. No, su questo siamo d'accordo, nel salutarla perché vediamo che appunto sta correndo via, giustamente avete anche i vostri impegni. Io sarei d'accordo a mettere in carcere assolutamente chi viene insomma colto a commettere un reato più o meno grave, sarei anche molto favorevole ad espellerlo. Però per quanto riguarda il carcere, diciamo, ce li mettiamo, facciamo anche 9 carceri, però poi ci devono rimanere in carcere, perché altrimenti finisce come questo bengalese che ha violentato una bambina di 10 anni mettendola incinta e si prende 5 anni di condanna, e io sinceramente sono allibito. Ringraziamo il nostro ospite per il Movimento 5 Stelle, adesso andiamo a introdurre l'altro che ha delle idee che espone molto chiaramente sui social. E allora, come dicevo, vorrei introdurre il nostro nuovo ospite che sui social spopola con dei video, insomma, belli tosti. Luca Venier, benvenuto alla Cittadella, eccolo qui. Cioè, abbiamo oggi decisamente, caro Massimo, tu liberale atlantista, oggi sei accerchiato, sei nella tana dei lupi. Guarda Matt come se la ride, dice giustamente questa è un po' come la Gauguin, no? Guarda, cioè, ma sul tema sicurezza penso siamo d'accordo. Siamo d'accordo. No, sì, però vedi, anche lì, allora non sei liberale fino in fondo. Io sono liberista in economia e ultraconservatore su tutto il resto. Sì, praticamente sei liberale col culo degli altri, abbiamo capito. Questo sì, ma sono tutti così, capito? Sono liberisti in economia, cioè io faccio quello che mi pare, poi dopo però vogliono stare al coperto. Allora, Luca Venier, qual è il problema della sicurezza in Italia, secondo te, vista la prospettiva di un giovane, no? di un ragazzo che magari si trova come si trova Massimo, come può trovarsi Matt, anche se un po' più grande, cioè uno gira per le strade d'Italia, effettivamente anche solo le bande di Maranza sono un problema. Poi c'è tutta un'altra serie di cose. Qual è il tema secondo te? Solo l'immigrazione? Eventualmente come si affronta? Sì, secondo me il problema sicurezza viene trattato troppo come un problema tecnico, come un effetto collaterale di una politica che è una politica che alla fine porta benefici come l'immigrazione. E questo da una parte e dall'altra, perché continuo a vedere anche su X, quindi su Twitter, su Instagram, i vari Piantedosi e compagnia cantante che posta grafiche, sempre queste grafiche fatte male, poi non si capisce chi è il media team del governo, in cui si festeggiano, non lo so, 80 deportati in una settimana. Poi vai a vedere i dati Istat, i dati dello stesso governo, e gli immigrati nella stessa settimana, quelli sbarcati nelle coste italiane, ammontano a quasi 10 volte il numero dei deportati. Allora quello che mi chiedo io, anche quando la Meloni firma i decreti flusso che portano 180.000 migranti all'anno, questo è uno specchio per le allodole, è un qualcosa per dare la percezione, no? Prima sentivo l'ospite del 5 Stelle parlare di percezione. È solo per dare una percezione di sicurezza o si vuole effettivamente far tornare l'Italia e l'Europa nel suo insieme come la civiltà sicura che abbiamo costruito in millenni? E per farlo, secondo me, bisogna non trattarlo come un problema tecnico, ma come un problema esistenziale, come un problema essenziale. Se una società è il prodotto delle persone che ci vivono, se una nazione sono le persone di quel determinato territorio, è là che bisogna agire, è là che bisogna ricomporre la nazione dal punto di vista demografico, dal punto di vista antropologico, anche oserei dire, in maniera tale che questi problemi collaterali, questi problemi tecnici, no, come quello della sicurezza,
non vengano provate ad aggiustare solo con dei cerotti, come può essere assumere più agenti di polizia. Ho visto l'altra volta una notizia della Meloni che non ho nemmeno approfondito, ma era un qualcosa sulle armi da taglio. È completamente imbarazzante. Questo però è interessante, fanno una legge. No, io capisco il punto di vista, secondo me devono esserci le due cose e mi spiego. Ci sono delle leggi che vanno fatte, ad esempio oggi è aumentato il numero di quelli che portano coltelli in tasca, no? È un'evidenza, allora si fa una legge che aumenti le pene sulle armi da taglio, altrimenti uno esce ed entra molto facilmente. Certo che non risolve il problema, perché sono d'accordo sul fatto che il problema debba essere risolto alla base, però per risolvere il problema alla base, per esempio dal lato demografico, ci vogliono anni, perché significherebbe che gli italiani devono riprendere a fare dei figli, ad esempio. Gli italiani devono mettersi in testa che un certo tipo di professioni forse devono tornarle a fare, no? Perché altrimenti avrai Confindustria o chi peraltro che ti dice facciamo entrare tot persone. Allora, l'ho spiegato bene anche Alberto Bagnai in un post, cioè far entrare masse di gente che fatalmente finiscono per avere uno stipendio basso, a cosa serve? Serve a livellare i salari, no? Ed è molto utile alle grandissime aziende, non alle piccole e medie imprese, alle grandissime aziende che sono quelle che poi ne beneficiano. È successo in tutta Europa, in tutto il mondo e perché questo funzioni deve esserci un ricambio costante. Allora, certe cose andrebbero fatte e qui però è un problema anche, come dire, tutto nostro di mentalità, di predisposizione, di anima, mi verrebbe da dire, no? Se i popoli hanno un'anima, io penso che ce l'abbiano. Secondo me quest'anima qui è un po' malaticcia, non so cosa dite voi, Massimo e Matt. Allora, io ci terrei a precisare una cosa, non è che gli italiani non vogliono fare quei lavori, è che semplicemente, come hai detto tu, entrano questi, livellano i salari, basso costo perché vivono in comunità in 30 dentro una casa, però ecco qua il risultato. È anche vero che c'è una parte, a me non piace Massimo fare quello che i giovani rifiutano, però è vero, cioè No, per carità. esistono quelli sottopagati trattati male ed esistono, non si può far finta, esiste un problema di salari molto bassi, esiste anche un sacco di gente che non ha molta voglia di impegnarsi in una causa, di battersi per una causa, magari si battono per il clima andando in strada a bloccare le macchine, ma peraltro fanno fatica. Non capisco se sto invecchiando, essendo d'accordo con Francesco, che anch'io ritengo che appunto ci sia una grande parte di giovani che insomma questi questo è il lavori... dramma. Quando tu non sei più un giovane, cioè finché sei giovane come loro, tendi a dare la colpa ai vecchi, al governo, a stramaledire, no? E quando diventi come noi, come me, prima di tutto, poi tu, io ormai mi avvio come gli elefanti, no? Nel folto del bosco, per così mi potete abbandonare nella foresta. Tu sei un po' più giovane, però ti avvii ormai alla decadenza fisica e soprattutto morale, direi, soprattutto morale, e quindi cominci a dire questi giovinastri che non si tagliano i capelli non vanno a lavorare. Ci sono come sempre entrambe le cose, ci sono quelli che si danno molto da fare e quelli che no, però mi interessava sapere da Luca Venier su questo tema dell'anima degli italiani, però direi che ci fermiamo un attimo e ne parliamo dopo. Is she really going out now? It's kinda strange, it's like a self-esteem. I don't know why. Special things you gotta be. I got a new rose, I got a good. Yes, I knew that I always would. I can't stop to mess around. I got a brand new rose in town. See the sunny skies. Don't get too close to the funny eyes. Don't you run away that way. Come back another day. I got a new rose, I got a good. Yes, you knew that I always would.
machine. I never served somebody the same. I never be too late. Rieccoci qui alla Cittadella, Matt Kerus, Francesco Borgonovo, Massimo Salvati e Luca Venier. Guarda, butto lì un'altra notiziola, così abbiamo parlato di vari omicidi, stupri, cose. Un'altra datata 14 gennaio, cioè esattamente ieri, i carabinieri della compagnia di Alassio hanno arrestato 3 persone in esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare, bla bla bla, 3 ragazzi tra i 18 e i 19 anni, nulla facenti, residenti nelle province di Alessandria e Como, tutti di origine nordafricana, ritenuti responsabili di una rapina aggravata nella notte tra il 2 e 3 agosto scorso ai danni di un giovane turista con l'uso di macete e volto coperto del passamontagna. Prima hanno tentato di rapinare un loro coetaneo colpendolo al petto con il suddetto macete e poi è riuscito a scappare. Poi hanno beccato un giovane turista appena uscito da una serata in discoteca, lo hanno minacciato al collo con la stessa arma e gli hanno portato via portafoglio e collanina. E questo succede dappertutto. Luca Venier, è un problema nostro che non ci difendiamo? È un problema che siamo malati come civiltà? Allora sì, per chiudere il punto di prima, secondo me c'è sicuramente un elemento di spirito e di anima europea che va risvegliato, anche nelle varie malattie e patologie culturali, no? Come la woke, per esempio, che andava molto di moda negli ultimi anni. Quello è sicuramente un problema, ma allo stesso tempo io credo che come civiltà in generale abbiamo una continuità che giustifica un certo modo di essere della nostra società. Non credo che tutto quello spirito e chi noi eravamo effettivamente prima del XXI secolo sia andato perduto e che il problema della sicurezza, riprendendo appunto il discorso di prima, non sia un problema prettamente tecnico. Ora, la critica che io pongo al governo, perché tu hai detto giustamente che per risolvere il problema alla radice ovviamente vorrebbero anni, no? Magari 10, 20, 30 anni, anche per andare ad applicare un programma completo di reimigrazione, che sarebbe comunque possibile. E quello lo capisco, la critica che io pongo al governo è, ok, non aiuta cercare di appunto far percepire al cittadino di essere sicuro con queste nuove leggi che molte volte vanno a limitare addirittura la libertà del cittadino stesso, perché è letteralmente, oltre al danno anche la beffa, il fatto che noi, oltre a doverci subire questi soprusi, come l'ultimo che ho menzionato, che ormai sono all'ordine del giorno, dobbiamo anche avere limitazioni alla nostra libertà, come quella stretta alle armi da taglio, come più militari in strada. Non dobbiamo vivere in uno stato poliziesco, quello che sto cercando di dire io. Ora, per andare effettivamente a risolvere il problema serve una volontà politica e questa volontà politica il nostro governo non ce l'ha. Perché? Perché è sempre tenuto, è sempre più proiettato verso quegli interessi che lo hanno messo al governo in primo luogo, no? Interessi industriali, interessi finanziari, ed è per quegli interessi che noi stiamo distruggendo letteralmente il nostro continente. Ora tu mi dici, è un problema demografico forse dell'Europa? È un problema demografico dell'Italia che va risolto, quindi la gente deve fare più figli, così che ci sia più manodopera? Io non credo sia quello il problema.
Io non credo i giovani non abbiano voglia di fare, cioè, determinati tipi di lavoro. Può esserci un elemento di quello, non sto dicendo di no, ma allo stesso tempo, se noi non avessimo investito tutti i soldi che abbiamo investito per suicidarci volontariamente, probabilmente oggi nella robotica, per esempio, nel settore tech, nell'AI saremo molto più avanzati, e molti di quei lavori che devono essere fatti da manodopera a basso costo possono essere fatti da un robot, per esempio. Questo è un punto. Il secondo punto è: io non vedo queste persone che arrivano qua a fare determinati lavori. Dell'ultimo decreto flussi, quindi quello prima di l'ultimo che ha firmato la Meloni, che porterà appunto 500.000 migranti in 3 anni, il 12%, ripeto, il 12% oggi si sa cosa fa, oggi ha un contratto effettivo, si sa chi sono, e questo è un risultato imbarazzante. E il resto dove sono? Sono a lanciare le sedie in piazza a Firenze? A Capodanno? Molti tornano in patria per quello. Io penso però, per esempio, di decreto flussi, io credo che ci sono lavori specializzati nell'agricoltura che non possono essere sostituiti, banalmente in alcune cose per la raccolta dell'uva, in altre che richiedono un personale specializzato, che peraltro è quasi sempre lo stesso, quel 12% o di più che dicevi, che torna tutti gli anni ed è stato formato. Quelli sono lavori che potrebbero fare gli italiani. Io ripeto, penso che ci siano troppi lavori sottopagati, salari troppo bassi, e che la retorica del non troviamo i giovani per fare in realtà sia un po' ridicola. È vero però che a certe condizioni c'è anche una carenza di alcuni, perché quell'ideologia di cui parlavi prima ha fatto presa. L'ideologia del vittimismo, sono sempre vittima, l'ideologia la vediamo sugli adulti e sui giovani, cioè gente che non è più disposta alla fatica, al sacrificio, alla lotta, non solo fisica, anche intellettuale, no? E morale. Mi ha colpito l'altro giorno vedere, poi ci sono tutti i casi, la storia di questa bidella, no? Che veniva raccontata, poi non so se ve la ricordate, quella che si faceva ogni giorno non so quante ore. Arrestata, diciamolo. Sì, no, dico, lei faceva, le raccontava di essere una pendolare nel 2023, faceva la bidella, e praticamente andava da Napoli al liceo Boccioni di Milano ogni giorno, perché diceva: io vedete, vi dimostro, e poi l'hanno arrestata per minacce e stalking, diciamo, alla la preside del liceo di Caivano. Questa è una storia che trovo meravigliosa, attorno a cui si fa tanta retorica, no? Non voglio cadere in questa retorica, però penso che ci sia un po' un problema. Non so voi, Massimo e Matt, cosa pensate anche di quello che dice Luca, che effettivamente tocca dei tasti, Ma io onestamente in realtà mi sono trovato abbastanza d'accordo con quello che ha detto Luca, cioè lo dico proprio sinceramente. E io continuo a dire, comunque, sempre per quanto riguarda i decreti flussi, che alla fine dipende dai soggetti che entrano anche, secondo me, il problema, perché ritorniamo sul macro tema centrale, ovvero la sicurezza. Diciamocelo concretamente, oggi il problema principale legato all'immigrazione riguarda gli irregolari, però c'è tutto un altro problema che riguarda una certa cultura proveniente da altri paesi che entra in Italia e causa determinati problemi, a quale mi riferisco ovviamente all'Islam e all'islamizzazione dell'Europa, che ormai è un problema. E quindi, tramite il decreto flusso, secondo me, non è negativo in sé, perché è ovvio che se ci sono persone disposte a lavorare in Italia, volenterose di integrarsi o che comunque vengono qua per un anno e poi tornano al loro paese, ben vengano, se non causano problemi, ma la maggior parte dei regolari non causa problemi. Però dal momento in cui noi accogliamo tutta una serie di persone che hanno valori diametralmente opposti alla nostra visione di società, allora diventa un problema e quindi dobbiamo anche stare attenti. però a attento, questo però punto hai di vista. ragione, sono d'accordo anche su questo, lo diceva il cardinale Biffi, no? Diceva certi possiamo accogliere, altri no. Però attenzione, io qua faccio sempre l'avvocato del diavolo, questo è il mio ruolo. Luca la prima volta che è qui con noi non lo sa, ma io qui devo fare il comunista o comunque l'antiliberale qui dentro, e mi trovo benissimo, peraltro, mi piace, io sono comunista così come Mario Brega. Il punto è questo:
che sinceramente, caro Massimo, neanche io mi ci riconosco nei valori di questo Occidente qua. Cioè, quando io sento dire l'Occidente, i nostri valori, quali sono i nostri valori, sinceramente? Cioè, fare, non so, la coda per l'extension, cioè, qual è il valore dell'Occidente? Visto che io credo che il problema sia questo, cioè questo mondo ha una malattia spirituale, che è quello che gli priva, gli toglie la visione del futuro. Noi veniamo dall'apice della civiltà europea che edificava cattedrali destinate a restare per millenni e sono rimaste lì. Oggi non c'è nessuno che si mette in testa di costruire una cattedrale pensando che fra 2000 anni qualcun altro la veda, no? Lasciare un qualcosa di eterno. E quello è il tema. Qual è il mio valore? Le scemenze che vediamo nella società dei consumi. Ma oggi Boh. non abbiamo più questi valori proprio perché c'è nichilismo diffuso nella società. Oggi nessuno pensa più che la vita vada vissuta in quanto tale, perché pensano tutti quanti che sia intrinsecamente negativa e di conseguenza nessuno costruisce più cattedrali destinate a essere ricordate e a rimanere per i secoli, nessuno costruisce più edifici o luoghi di culto che meravigliano e destano comunque quanto l'Occidente o in generale l'Italia e gli italiani siano stati bravi dal punto di vista artistico. E questo, ritorniamo al discorso di prima, è una perdita del senso che per millenni ci ha reso grandi. Quindi da questo punto di vista ci riattacchiamo a quello che diceva prima sia Luca che te. Insomma. Io però in tutto questo abbiamo aperto anche insomma, dei macro temi, però a me sfugge da Luca qual è un punto poi pratico, no? Di come metterebbe, di come realizzerebbe, ritornerebbe un po' alle origini di quanto descritto precedentemente. Quindi Ho anche un Luca, po' paura di sentirlo dal punto di vista pratico, come lo metterebbe in pratica. Vorrei sentirlo, diciamo il dicibile di quello che faresti praticamente. No, sto scherzando, ovviamente, qua ci prendiamo anche un po' in Sì, sì, giro. sì. Lo so. No, ma ripeto, secondo me la politica e la narrativa soprattutto che va spinta e che va normalizzata è quella della remigrazione. E la remigrazione è il punto pratico, okay? È il punto pragmatico, è ciò che tu su cui agisci. vabbè, Luca, effettivamente. scusami, no, ti fermo un attimo. Ci hai raccontato la super cazzola prima per dirci l'immigrazione ora. Cioè, volevi un po' avevi paura dell'indignazione collettiva dei progressisti dopo la visione di questo video? Dici la verità. No, io paura non ne ho, anzi sto cercando di tenere a freno perché so che comunque bisogna pubblicarlo alla fine questa registrazione, quindi dico quello che penso, dico che secondo me prima, quello che ho fatto prima, ho nominato la riemigrazione anche nel punto di prima, stavo un po' cercando di presentare il perché bisogna effettivamente attuarla, ok? Perché, ripeto, se la sicurezza viene continuamente vista come un problema tecnico, allora la riemigrazione non diventa la soluzione diventa, non lo so, integrare, no? Questa è una parola che va molto oggi, cercare di far assimilare, no? Culture differenti e rieducare tramite un documento, tramite una classe scolastica, persone che hanno avuto antenati che per millenni Spiega che vivevano cos'è per te la totalmente da... immigrazione allora, che lo stavi dicendo. La remigrazione, dice? Sì. Sì, la remigrazione in realtà è una politica molto semplice e molto umana, per quello che molti ne vogliono dire. La prima fase della remigrazione è quella dove appunto si chiudono i confini e questa è una non negotiable, non può essere negoziato, non può essere ceduto terreno da questo punto di vista. Si espellono gli irregolari e ovviamente in questa fase serve una volontà politica per farlo, serve zero compromesso, per poi arrivare alla seconda fase, che è quella di rivedere i visti, di rivedere accordi con altri paesi e effettivamente espellere quelli che hanno commesso crimini, per esempio. E l'ultima fase è andare a remigrare i cittadini che non sono assimilati, i cittadini che non vogliono saperne di appunto assimilarsi alla nostra cultura, e molti di questi, stiamo vedendo, sono persone di seconda generazione. In Francia l'80%, 70-80% dei membri delle baby gang sono ragazzini di seconda generazione. Ogni volta che noi diciamo un 19enne o un 17enne ha commesso un reato, ebbene c'è un'altra probabilità che quello sia figlio di un immigrato e che sia uno di seconda, terza generazione, che effettivamente qua in Italia. Ora, la domanda che dobbiamo farci, ovviamente si sta facendo una generalizzazione, non dico che sia ogni singola persona parte di quel gruppo, ma va fatta una domanda: se queste persone sono qua da 20 anni, sono nate qua
i loro genitori erano qua da prima che loro nascessero, hanno frequentato le nostre scuole. Ebbene, com'è che nella lavagna vuota della loro anima non siamo riusciti a iscrivere i valori occidentali? E beh, forse perché il problema non è solo di educazione, è solo di integrazione e assimilazione, è un problema antropologico che va affrontato alla radice. La remigrazione è l'unica politica che può essere effettivamente implementata. Ora, a braccetto con la remigrazione serve un recupero dello spirito europeo, dello spirito che ci ha fatto creare cattedrali che sono ancora in piedi dopo millenni, lo spirito che ci ha fatto combattere le guerre che abbiamo combattuto, che ci ha fatto sanguinare il sangue che abbiamo sanguinato per costruire le città dove tutti oggi vogliono venire a abitare. E questo vanno a braccetto, quindi bisogna recuperare da una parte il nostro spirito, ma adesso il problema è il problema prioritario, il problema demografico, perché più si va avanti col tempo, più diventerà irrisolvibile. La remigrazione è la posizione moderata. La sostituzione demografica è la posizione estremista, a mio modo di vedere. Quando tu dici scrivere nella lavagna vuota, può darsi che, ed è probabile che ci sia totale, che in realtà quella lavagna non sia vuota, visto che io credo che le culture non siano acqua fresca, le culture sono una valigia che ogni migrante si porta, gli italiani, gli americani, gli svedesi, gli indù, chiunque, no? E quindi non puoi pensare che arrivino, come diceva qualcuno, arrivino braccia, arrivano uomini con una cultura, soprattutto maschi. E poi c'è un altro tema, anche qualora, no, ci fosse una lavagna vuota, prendiamo quelli che nascono qui, c'è un problema, noi non siamo riusciti, e torno al mio punto, non siamo riusciti a trasmettergli qualcosa, cioè abbiamo trasmesso delle cose ma negative. Un esempio, i Maranza non sono il musulmano tipo o il tunisino tipo di Tunisi. Uno, perché là ci sono regole diverse, c'è un diverso atteggiamento nei riguardi delle forze dell'ordine. Due, perché questi non sono affatto né musulmani praticanti né altro, sono teppistelli da strada che si abbeverano a che cosa? A tutta la produzione deteriore dell'Occidente, dell'Italia, dell'Europa, no? Cioè, paradossalmente noi prendiamo gente che ha una cultura differente, che tratta le donne in maniera diversa, considera gli europei, non dico inferiori, ma quasi, e poi però questa roba si fonde con il peggio della nostra di cultura, cioè il tutto è subito, i soldi a ogni costo, cioè tutta questa retorica, prendiamo la trap, adesso non voglio generalizzare o fare il vecchio, ma ormai il mio ruolo qui. La celebrano la cultura dei Maranza, di continuo la sottocultura dei Maranza, e le scarpe belle, i vestiti, le scarpe da ginnastica, i vestiti e le cose da gangster, cioè tutta quella roba lì non è che l'hanno importata loro, l'abbiamo prodotta noi. Matt, Massimo e poi ancora Luca. Ma io credo che tu abbia centrato un punto molto importante. Abbiamo creato noi un business su questo, per esempio mi viene da pensare anche agli artisti tra virgolette, perché non li definirei tali, quali cantanti di oggi che promuovono un certo tipo di testo nei quali si rivedono questi Maranza e sono creati per loro, no, perché effettivamente è grazie a loro che poi riescono a mandare avanti questo business legato alla musica, business legato alla moda, quel tipo di moda che anche qui non chiamerei e definirei tale. Quindi in un qualche modo siamo anche gli artefici, abbiamo visto un prodotto e l'abbiamo creato su misura. D'altra parte non c'è poi, come dire, un'alternativa, o quantomeno sembra che non ci sia, no? Perché a un certo punto, se gli artisti, per esempio parlando di musica oggi, sono quelli che sono e non c'è qualcuno di valido che invece arriva a promuovere la propria cultura anche attraverso quei testi, quello che facciamo è continuare a dare pasto e cibo soltanto Noi a abbiamo questi Maranza. Massimo che è la grande speranza dell'Europa nella musica. Vabbè, mo adesso non esageriamo, nel senso, cioè sono il pianoforte, però non è che chissà cosa, però Vedi, sbagli perché non hai ambizione. no, vabbè, Dai. ma perché ho scelto altri percorsi, poi quello è una mia grande passione, La sono 3-4 droga. ore al giorno, solo 3-4 ore al Cosa hai giorno, però. scelto? No, No, vabbè. Comunque, qua c'hai ragione, Matt, perché
secondo me la trap, comunque per certi versi, o i cantanti mainstream e i testi della musica mainstream di oggi sono il sintomo della decadenza culturale per certi versi, perché quando noi abbiamo Anna Pepe che di fatto mercifica il corpo delle ragazze dicendo che devono fare le baddie e queste cavolate che va a dire nelle sue canzoni, cioè è Ragazzi, io proprio non so Adesso ti arriva la neanche chi- querela. Adesso ti è, arriva la è non so querela. proprio neanche il chi sia. sintomo, è il sintomo della decadenza culturale, della mercificazione del corpo che tanto oggi le femministe condannano. Questo è il Come sintomo del sono mio le prime. drammatico invecchiamento, perché io non ho idea di Ma chi poi c'è diamine anche sia questa un'altra cosa. tizia. Cioè, prima, no, tu prendi, ma neanche dobbiamo andare troppo indietro nel tempo, vai agli anni 90, ma negli anni 90, quantomeno, gli artisti, guarda i Nirvana, ma pensa ai Foo Fighters o a tutti gli altri, quelli che vi pare a voi. Cioè, quantomeno uno strumento lo sapevano suonare. Oggi chi ci sta in tendenza? Ci abbiamo Tony No, se non Boy. altro diciamo i Nirvana che avevano comunque, è lì che è iniziata la cosa della depressione, del piagnisteo, però Kurt Cobain, diciamo, è stato serio fino in fondo, cioè depresso per depresso si è sparato. No, vabbè, Voglio dire, certo. no? Poi diceva pure I don't have a gun. No? Poi Esatto, gli si anni sparava, 90 sono anche gli anni in cui l'Italia per l'ultima volta nella storia ha dominato il mondo con la musica da discoteca, ricordiamolo, Sì, ricordiamo quando abbiamo regnato sull'universo grazie a questa musica, a Gigi D'Agostino e agli altri. Adesso io in parte anche scherzo, però è vero questo, Luca. Ma c'era Ranieri. studio comunque dietro a quella faccenda, c'era cosa un che oggi c'è, ma non è uno studio qualitativo, è più una propagazione per osmosi. Però che- perdonami, questo ce l'ha insegnato un signore che si chiamava René Guénon. No, noi non siamo più, siamo nel regno della quantità, non in quello della qualità. sì, purtroppo sì. No? E questo è, quindi devi sfornare 800 presunti artisti tutti uguali per alimentare, no, il meccanismo. Voglio sentire Luca ancora su questo, sulla decadenza culturale. Lui ha detto prima, abbiamo ancora tanto da dare e ne sono convinto, però è vero che siamo anche in parte responsabili, in gran parte responsabili del nostro male. Sì, non so quanto d'accordo in realtà io sono su questa posizione. Posso essere d'accordo con Massimo quando dice che questo è un sintomo, quindi espressioni culturali, anche tra le più triviali, come può essere ad esempio la musica che viene pubblicata nelle piattaforme di streaming, o l'arte, come si intende, non so, un dipinto, una scultura, per esempio quella che è davanti in Piazza Vaticano, no? Obrobri di quel tipo. Ora, secondo me il problema culturale è più un sintomo, poi che si autoperpetri e che vada a influenzare effettivamente comportamenti già insiti di anche altre fasce demografiche o addirittura dei nostri stessi giovani, no? Che si stanno trappizzando uno dopo l'altro, però allo stesso tempo io vado a vedere e ad esempio io Tony Boy me lo ascolto da quando avevo 15 anni e a me piace come mi faceva la Dark Polo Scusa, Gang. chi è questo? No, Sono messo come te, Francesco. Oh, ragazzi, però È o un parlate con cantante, allora, sottotitoli, è un cantante cioè, abbiate trap. rispetto di chi non ha la vostra età. Chi è questo qui? Come che si chiama? Tony Boy. Ma chi è? Ma perché? Allora, Ma- parla Luca, parlerà lui. Poi adesso non vogliamo fare la puntata su adesso Tony Luca Boy, Venier insomma, mi però... spiega chi è Tony Boy, perché sulla remigrazione sono preparato, su Tony Boy scusami, no, chi è? No, Tony Boy è un rapper. Io trovo che abbia un bel flow. Ora, per flow si intende, diciamo, la metrica, no? Quella che nella poesia era la metrica. Grazie, quindi fino come... lì. Ok, no, sì, stavo solo... No, ti ringrazio di avermi sopravvalutato, ma non sono ultracentenario, diciamo. Ho qualche difficoltà con Tony Boy, adesso me lo vado a cercare. Io ero rimasto fino a Tony Pitoni, ci arrivavo, ma che io Ecco, vi quello per esempio non mi piace. No, a me Tony piace Tony Boy, eccolo Boy. qui. Sì. Beh, non è neanche troppo vecchio. Ha scritto, vediamo i titoli delle canzoni, è interessante. Uno si chiama Umile, mi sembra giusto, un album. Uno si chiama Nostalgia, uno Euforia, ok? E l'ultimo è Trauma. Ecco, su Trauma comincio però mi sembra uno impegnato da come lo raccontano, o no? Cioè uno Sì, che no. va un po' oltre le solite cose gangster e quant'altro. No, ripeto, suona bene, il sound è molto pulito, molto clean. Io lo ascolto da quando avevo 15 anni, praticamente non lo conosceva nessuno. Ma come lui posso anche, non lo so, Tony F probabilmente potete conoscere voi forse un pochino Ma più quindi cosa vuoi dire? mainstream. Che questo non ha effetto, insomma, Quello che
che non su tutti ha effetto questa musica, questo tipo di Io testo? ascolto Jake La Furia e Salmo, che perdonatemi, rispetto a Tony F non c'è alcun paragone, anche l'uso della lingua che ha Salmo. Jake La Furia, vabbè, Jake La Furia non si può contestare, però insomma, diciamo, non è che per questo divento oddio, forse lo ero già in partenza, però non è che divento demente perché li ascolto. Posso esserlo per altri motivi, però c'è anche una capacità dell'individuo, no? di prendere delle decisioni, filtrare. C'è la ricreazione, il divertimento, ci sono le cose serie. Uno può ascoltare Bach e poi ascoltarsi Cristina Ravena se vuole, basta che stabilisca una gerarchia fra le due cose, no? Sapere che non sono la stessa cosa. Il problema Hai della toccato un punto fondamentale, Ecco. perché comunque adesso, insomma, perdonatemi un po', però noi siamo comunque tutte persone che un minimo hanno studiato, che un po' di spessore culturale Parla ce per l'hanno. te, non offendere. Cioè, e vorrei dire che è ovvio che tu riesci a sentire un qualcosa perché ti trasmette determinate sensazioni e lo fai senza applicare alla lettera determinati messaggi. Alcuni che ascoltano trap non perché gli piace, ma per osmosi, per sentirsi integrati nel gruppo, questo non lo capiscono e iniziano ad assumere determinati atteggiamenti. Ma questo è un problema storico, perché ragazzi, non è secondo comune di me oggi. Su È un questo problema dobbiamo storico. tornare. Allora io inviterei Luca, che ci ha svelato questa cosa che io non conoscevo e va approfondita e scandagliata in profondità. Quindi adesso facciamo una bella puntata per spiegare al mondo, al popolo e a quelli come me, sulla via del deperimento, che cosa sia la trap e secondo me ci potevamo fermare al rap, che aveva già delle grandezze, poi è cominciata una decadenza. Francesco, Non ne se- permettimi di dire solo due parole in Sì. chiusura e poi ci salutiamo, che ormai il tempo qui alla Cittadella è finito per oggi, ma Michael Jackson, il grande Michael Jackson, diceva che la musica è come un mantra, quindi insomma dobbiamo stare attenti a scegliere bene che cosa Diceva anche lasciate ascoltare che i bambini quotidianamente. vengono a me, credo. Mi Credo sia sua. dissocio. Credo che... Ah, tu sei uno di quelli tu sei fan di Michael Jackson? Molto, lo ballavo anche, poi in privato ti manderò No, un video. ragazzi, cioè, No, io oggi questa veramente, cosa la voglio prima vedere Luca anche Venier io. con Tony Boy, adesso Bud Carlos con Michael Jackson. Io sono stato minacciato dai fan di Michael Jackson per avere scritto di un libro sulle sue violenze sessuali. Ragazzi, No, ma ero puntata io, musicale. quel fan ero io. Ah, era In anonimo che vedi. ti ho minacciato, sì. Vedi, si impone puntata musicale. Io vorrei vedere Matt che fa la moonwalk. Cioè, adesso Prossimamente, lo mettiamo in outro, prossimamente per favore. alla Cittadella. Ragazzi, vi ringrazio di essere stati qui oggi e noi ci vediamo alla prossima puntata della Cittadella. Un saluto a tutti. Ciao, Alla col prossima. Walk.